È con piacere che introduco l'ospite di oggi, che è Andrea Ferrazzi, veneziano, quindi gioca in casa, ma diciamo così a scapito dell'età giovane, persona che ha un'esperienza amministrativa importante e che ha fatto dei passi importanti proprio nelle politiche legate alla gestione ambientale. E quindi è un piacere per me, ma per tutti insomma quelli che hanno a cuore le tematiche ambientali, poter discutere con lui oggi del volume che ha, diciamo così, fatto uscire alcuni mesi fa, ma che è un punto fermo, secondo me, in quelle che sono le possibilità di agire sul piano reale, operativo, nel campo della protezione dell'ambiente. E ci tengo a dire, ambiente in realtà vuol dire noi, perché alla fine siamo una parte di questo ambiente e tutelare l'ambiente significa tutelare noi stessi. Per cui ecco, è con piacere che lascio che lui ci racconti un po' l'esperienza che ha fatto in Parlamento e che lo ha portato a individuare questi come i temi prevalenti, i temi forti su cui ha improntato la sua azione politica e la sua azione amministrativa. Io, lo dico subito, gli sono grato perché uno dei passaggi fondamentali della legislatura precedente, inserire delle tematiche ambientali nella Costituzione, è stato anche merito suo e questo credo che gli vada riconosciuto e gli vada la riconoscenza non solo di chi opera nell'ambito della politica, ma di tutti i cittadini italiani. Per cui Andrea, ecco, se vuoi così raccontarci un po' come è nata l'idea del libro, o meglio, come è nata questa tua motivazione ad impegnarti su questi temi. Beh, intanto grazie Arturo di questa accoglienza, grazie anche a Andrea, grazie anche ai consiglieri regionali che vedo qui seduti in prima fila e grazie anche a tutti coloro che questa mattina sono venuti a questa breve presentazione. Io sto facendo un tour per l'Italia ormai da alcuni mesi, come dicevi, infatti questo libro è uscito in gennaio, però è bello vedere come i temi di cui stiamo parlando oggi hanno una risonanza immediata. E tu mi chiedevi perché, beh, innanzitutto grazie per il giovane, perché questa cosa mi fa sempre bene sentirmelo Siamo dire. più o meno coetanei, quindi sei giovanissimo. Ecco. L'hai fatto per te allora. Il tema dell'ambiente è il tema centrale di tutto, su questo non c'è dubbio. Oggi, mentre noi stiamo parlando, questa settimana a New York c'è l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il focus del ragionamento, a prescindere da quello che stanno dicendo alcuni giornali in queste ore, è esattamente la questione del cambiamento climatico. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha voluto che questa assemblea fosse focalizzata su quel tema, ma perché quello è il tema vitale per tutti noi. Alcuni sostengono, alcuni pongono questa domanda, ma quanto costa questa politica per far fronte al cambiamento climatico? Quanto ci costa la transizione ecologica? Quanto ci costa il Next Generation EU da cui deriva il PNRR di livello nazionale? Ma questa è una domanda mal posta. La domanda corretta è quanto ci costa, quanto ci è costato e quanto ci costerebbe non fare nulla? Non serve essere lungimiranti e avere lo sguardo nel futuro, basta alzare la testa rispetto a quello che sta avvenendo attorno a noi in queste ore. Il cambiamento climatico ha già occupato i nostri territori, ha già occupato il nostro tempo. Noi nel corso dell'estate, e vi ricordate un esempio solo, l'inizio dell'estate, a maggio, fine primavera, inizio estate, qui vicino a noi, Emilia Romagna, la siccità del Po, un allarme talmente elevato da aver portato il governo a individuare un commissario governativo per la siccità. 2 settimane dopo l'esondazione devastante nella Romagna. Fenomeni che derivano certamente dal cambiamento climatico. Fenomeni che c'erano già, sono già avvenuti nel corso della storia dell'umanità, ma che nel cambiamento climatico trovano 2 nuove caratteristiche molto allarmanti. La prima caratteristica è che aumentano di frequenza, questo è di ogni evidenza, e la seconda è che aumentano di intensità. La tropicalizzazione del clima del nostro territorio è già entrata a casa nostra, questo è di ogni evidenza.
L'innalzamento di 1,1 grado già avvenuto rispetto all'epoca preindustriale diciamo, del livello medio dell'atmosfera ha già comportato questi cambiamenti, ed è di ogni evidenza che se non interveniamo questi cambiamenti saranno irreversibili e difficilmente controllabili. Qui siamo a Venezia. Rispetto a un veneziano che si alzava la mattina 100 anni fa, noi abbiamo un medio mare che è più alto di 50 centimetri. Dipende certamente metà dalla subsidenza e metà dal fatto che il livello del mare è cresciuto anche dell'Adriatico di 25 centimetri nel corso di questo secolo. L'IPCC, che è il massimo organo intergovernativo delle Nazioni Unite che appunto studia il cambiamento climatico, l'IPCC non è un organismo di parte, perché lì dentro ci sono gli studiosi di 200 paesi, dalla Russia, alla Cina, all'Arabia, cito non a caso all'India, all'Australia, al Brasile, al Sudafrica, cito appunto i paesi che più si sono opposti anche nelle varie COP alle politiche di transizione. Ma unanimemente gli scienziati raccontano questo allarme. Ora, me lo chiedeva anche prima un giornalista, ma alcuni dicono che il livello di presenza nell'atmosfera di CO2, di metano, cioè di gas climalteranti, in realtà c'era già stato nella storia del mondo, mai nella storia dell'umanità. C'era già stato nella storia della Terra, certamente, ma mai negli ultimi 2 milioni di anni, cioè da quando si è presentata sulla Terra la vita umana. E quello che è ancora più grave è che dal 1950-60 la crescita è stata esponenziale e il livello di CO2 è andato fuori controllo e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Allora, cos'è che dobbiamo fare noi? Dobbiamo agire almeno su 2 livelli. C'è un livello di consapevolezza generale. Io nel mio libro cito per esempio il cuore dell'enciclica del Papa, Laudato Si, che parte proprio dalla riflessione di San Bonaventura, no? Quando dice che il Papa dice, vi ricordate quando durante il Covid, in un paese, in un sistema malato, in una terra malata, l'uomo non può essere sano, perché siamo tutti interconnessi. Siamo tutti interconnessi. Far male all'ambiente vuol dire far male a noi stessi. Non c'è nessuna dicotomia tra la battaglia per la qualità della vita e dell'ambiente e la battaglia per la qualità della vita dell'uomo, anzi, le due cose sono strettamente interrelate. In questo io sono, come dire, spingo per un approccio molto pragmatico, scientifico, quando si affrontano questi temi, mai ideologico. Per esempio, la tecnologia può essere un fattore utile dal punto di vista della transizione. La tecnologia è come un coltello, no? È meglio avere un coltello, no? Perché il coltello ti consente di fare tante cose. Certo, con un coltello puoi anche affettare una persona. Con un coltello puoi anche tagliare il pane e donarlo ai tuoi figli, alla tua famiglia, alle persone che sono in difficoltà. Il problema non è il coltello, il problema è chi utilizza il coltello, il problema è la consapevolezza culturale e quindi come noi agiamo attraverso la tecnologia. Allora la tecnologia è un grandissimo strumento che ci può dare una mano. Un utilizzo distorto della tecnologia ha comportato degli eventi che sono funesti. Un intelligente intervento della tecnologia può comportare dei fenomeni, delle conseguenze assolutamente migliorative. E il secondo passaggio a livello istituzionale. Dicevi Arturo, io devo riconoscere che la cosa che più mi ha dato soddisfazione è stato proprio essere uno dei 4 che ha scritto il testo della riforma della Costituzione, ma che soprattutto siamo riusciti ad andare in buca, cioè a portare il risultato. Con un lavoro trasversale, per esempio per la Lega c'era Calderoli nel comitato ristretto che abbiamo formato all'interno della Commissione Riforme Costituzionali del Senato. Calderoli per esempio sull'articolo 9, in particolare sulla parte della tutela degli animali, aveva presentato 250.000 emendamenti. 250.000 perché Calderoli aveva individuato un algoritmo di... Però con lui siamo riusciti a trovare d'accordo. Cioè siamo riusciti a trovare la formulazione corretta che ha consentito a tutti parzialmente inclusi di fare un passo indietro. Io per esempio avrei voluto inserire anche il tema sviluppo sostenibile.
c'è la parola, il concetto sviluppo sostenibile all'interno della Costituzione. Non è stato possibile perché non tanto la Lega ma i 5 Stelle non erano d'accordo su quel concetto. Secondo me sbagliando, ma questo è un altro ragionamento. Però ognuno di noi ha fatto un passetto indietro, ma la nazione ha fatto un passo in avanti gigantesco. Perché le conseguenze di una modifica della Costituzione nei principi fondamentali sono gigantesche, sono enormi. Non era mai successo nella storia della Repubblica che si pensasse di modificare uno dei primi 12 articoli, cioè i principi fondamentali della Costituzione. Noi l'abbiamo fatto, non è stato un passaggio facilissimo ovviamente, perché abbiamo dovuto interloquire con i sacerdoti, chiamiamoli così, e grazie che a Dio ci sono, della Costituzione, naturalmente in maniera molto informale. Abbiamo dovuto cesellare le parole, le virgole, trovare l'accordo sui singoli punti, ma adesso queste conseguenze sono grandi. Ultimo punto che vorrei toccare, quando parlavo prima della distinzione tra, diciamo, un atteggiamento pragmatico e uno ideologico. Noi abbiamo avuto nei confronti della riforma di questa Costituzione anche degli oppositori. Sono stati per esempio alcuni movimenti che ritenevano che si erano messi totalmente di traverso rispetto alla modifica fondamentalmente dell'articolo 9 piuttosto che dell'articolo 41, cioè quello delle libertà economiche. Sbagliando, io ritengo. Però il motivo qual era? Avevano capito che accostando il concetto di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi in funzione delle future generazioni, e questo è un altro passaggio fondamentale secondo me sul quale mi sono battuto, perché la solidarietà intergenerazionale non era presente in Costituzione, era presente la solidarietà intragenerazionale, grazie a Dio, ma bisognava guardare al futuro perché lo scenario era totalmente modificato rispetto al 1947. Detto questo, noi avevamo gli oppositori perché avevano capito che, per esempio, dal punto di vista pragmatico delle conseguenze, la riforma dell'articolo 9 creerà le condizioni per fare quella transizione energetica necessaria. Perché nel momento in cui tu non devi tutelare solamente il paesaggio, ma anche l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, è chiaro che dai una grandissima spinta in quella direzione. E noi abbiamo voluto inserire questo perché volevamo inserire il fatto che ci fosse in Costituzione un bilanciamento esplicito degli interessi, dei diritti costituzionali. E questo è fondamentale. Noi dobbiamo anche metterci d'accordo con noi stessi. Se l'impronta ecologica del nostro sviluppo è insostenibile, dobbiamo trovare anche delle formule che consentono una qualità della vita attraverso delle trasformazioni. E non c'è dubbio alcuno che l'energia da fonti rinnovabili sia una delle grandissime sfide che dobbiamo giocarci insieme. Allora, certo, dobbiamo trovare dei punti di equilibrio. Guardate, chiudo con un esempio. Il TAR della Campania, nel mese di agosto, ha fatto una pronuncia perché c'era stata una controversia per alcuni impianti, diciamo, fotovoltaici, alcuni eolici. E alcuni si erano opposti all'installazione degli stessi, che erano all'interno del progetto di transizione, diciamo, del governo campano. Il TAR ha dato ragione invece al governo campano, adesso non me ne frega niente chi è il governo campano, parlo dal punto di vista istituzionale, proprio, e l'ha citato, in virtù della modifica dell'articolo 9 della Costituzione. Perché dice che l'articolo 9 della Costituzione stabilisce che tu devi tutelare il paesaggio, ci mancherebbe, e mettere una pala eolica per esempio in piazza San Marco sarebbe un po', come dire, no, improponibile, ma devi tenere insieme anche che cosa? L'ambiente. E noi abbiamo voluto inserire non l'ambiente come monumento ambientale, per cui se crei un danno all'ambiente crei solo un danno patrimoniale, ma l'ambiente come diritto, come dire, prioritario, predeterminato, assoluto, per alcuni versi, come dice una sentenza della Corte di Cassazione, in modo tale appunto che ci fosse la possibilità di immaginare uno sviluppo sostenibile. E questa è esattamente la strada che noi abbiamo davanti. Noi dobbiamo avere consapevolezza di questa, un sano ottimismo, nessun catastrofismo, ma una consapevolezza del fatto che l'uomo con la sua azione, col suo pensiero, con la sua azione politica ed economica ormai deve assolutamente fare un grande passo in avanti in questa direzione.
Grazie, grazie Andrea, sottoscrivo tutto quello che hai detto e richiamo soprattutto questo tema che viene posto in contrapposizione, a mio avviso sbagliando, tra paesaggio e ambiente. C'è queste due idee che in qualche caso entrano in conflitto, ma indubbiamente il paesaggio è qualcosa di dinamico, legato anche al tempo, no? Alcune cose che un tempo accettavamo, oggi non le accettiamo. Faccio un esempio. I fili della luce nelle nostre vie cittadine oggi non ci sono più, ma non sarebbe accettabile avere le vie piene di fili della luce come c'era negli anni 50, negli anni 60. È un'idea di paesaggio che è cambiata. Io credo che dobbiamo anche cambiare un po' la nostra idea appunto di paesaggio extraurbano, in cui integrare qualcosa che in qualche maniera ci aiuta a migliorare l'ambiente nel suo insieme. Ma questo è un tema ampio. Io voglio ringraziare, c'era altri consiglieri presenti, vedo Francesca Zottis, Erika Baldin, Fabiano Barbisan e Elena Ostanel. Grazie di essere presenti, poi se volete intervenire molto volentieri. Io però darei la parola ad Andrea Zanoni, con il quale appunto abbiamo pensato a questo momento di riflessione, di spunti, e ringrazio anche Anna Maria Bigon che non è presente, ma che è anche lei è tra i promotori, purtroppo ha avuto un imprevisto familiare che l'ha trattenuta a Verona. Andrea. Innanzitutto grazie ad Andrea per la sua presenza, per aver presentato i contenuti del suo libro. Sempre importante fare il punto della situazione e raccontare quello che sta accadendo, soprattutto in un'epoca dove i cambiamenti sono repentini e in particolare quello climatico. Ha detto bene Andrea facendo degli esempi che riguardano proprio la nostra regione. La nostra regione dovrebbe essere capofila nel accelerare verso un'economia sostenibile, un'economia che si rivolge a nuove fonti energetiche sostenibili, rinnovabili. Il Veneto ha avuto degli esempi terribili già da una decina di anni fa. Non so se ricorderete l'episodio della festa degli uomini in provincia di Treviso, dove morirono 3 persone che stavano festeggiando a causa di una delle prime così definite bombe d'acqua. È stato l'inizio di un segnale terribile per il nostro territorio, ma poi più recentemente, ma sono passati già parecchi anni, nel 2015 Riviera del Brenta l'hanno definito il tornado. Io ricordo Villa Fini spazzata, rasa al suolo, morì una dipendente di uno che era un nostro collega all'epoca, ci raccontò che l'auto fu spostata di una quindicina di metri per passare all'anno dopo una siccità che il nostro presidente di regione ha calcolato in danni in più di 1 miliardo di euro, per poi passare a un altro fenomeno dovuto ai cambiamenti climatici, quello dei danni causati dalla cimice asiatica, che con questo nuovo clima ha trovato un ambiente adatto proliferando nel nostro territorio. Per poi passare a periodo di inondazioni. Io ricordo anche nel Trevigiano interi paesi sotto acqua a causa di questi grossi e importanti fenomeni, per arrivare alle ultime siccità, per passare attraverso l'acqua granda. Io ricordo, eravamo in consiglio, stavamo discutendo il bilancio, stavamo votando gli emendamenti, tra l'altro proprio sulla sostenibilità ambientale, sulle fonti rinnovabili, sul mettere più alberi, sull'auto elettrica, e man mano che ci venivano bocciati continuava a entrare acqua, e poi abbiamo tutti in mente quell'immagine con le sedie galleggianti e tutti i fogli dei nostri emendamenti galleggianti. Ma gli ultimi fenomeni forse sono ancora più gravi. Quando mai avevamo visto in maniera così frequente grandinare, chicchi di grandine, grandi come una mela? Stanno cambiando anche le modalità assicurative dopo quegli eventi là, auto distrutte, tetti. Io ho visto dei tetti sbriciolati come se ci fosse passata sopra una ruspa. Quindi è importantissima la modifica costituzionale di cui è stato promotore il senatore Ferrazzi. Io ne ho già viste anche le ripercussioni, la questione dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità degli animali. Guardate, sulla questione della biodiversità ci sono già diverse sentenze di TAR che andando ad esaminare dei ricorsi di associazioni di tutela dell'ambiente e degli animali
contro dei calendari venatori, ovvero sulla caccia nei confronti di specie di uccelli migratori in declino, abbiano fatto riferimento, naturalmente gli avvocati di queste associazioni, ma poi anche gli stessi giudici del TAR, abbiano fatto riferimento proprio ai contenuti della nuova Costituzione, della riforma fatta da Ferrazzi, dal Parlamento italiano, e non solo. Ricordava prima dell'opposizione alla parte relativa agli animali chi era? Sì, poi lo so, ma come si chiamava? Calderoli, ecco, Calderoli. In quel caso io ricordo, perché seguì il dibattito, c'era la proposta di inserire nella Costituzione il concetto gli animali sono esseri senzienti, come previsto tra l'altro dall'altra carta europea, ovvero il Trattato di Lisbona. E devo dire che sono stati bravi a ottenere quell'inserimento. È stato un punto di mediazione, ma c'erano molti contrari a questa cosa qui. Anche questo, secondo me, è un avanzamento, e ne sento spesso parlare anche in dibattiti pubblici dove trattiamo questo tema. Avere anche quella dicitura in Costituzione vuol dire aver fatto un passo in avanti molto grande e averci portato, tra l'altro, ad avere un qualche cosa che già ormai la stragrande maggioranza delle Costituzioni o delle carte fondamentali degli altri Stati dell'Unione Europea hanno. Quindi un lavoro sicuramente molto importante. Il problema adesso è far capire a tutti che bisogna agire, e i dati parlano chiaro. Lo diceva prima, da quando esiste l'uomo sulla Terra non abbiamo mai avuto più di 420 parti per milioni di anidride carbonica. I dati ci sono tutti. È impossibile smentire la questione dei cambiamenti climatici, dobbiamo agire di conseguenza. Con il collega Lorenzoni abbiamo parlato molto, ad esempio, di comunità energetiche, ma abbiamo un ministro dell'ambiente che continua ancora a tenere nei cassetti i decreti attuativi per poter consentire ai cittadini, ai comuni di mettersi in squadra, di fare rete per avere energia a basso costo, per darla a chi ne ha più bisogno, per fare economia. Quindi di strada ce n'è tantissima da fare. Io mi auguro veramente, Andrea, che il tuo libro lo comprino in molti, lo leggano, magari lo leggessimo tutti noi consiglieri regionali, di tutti i consigli regionali, perché poi nei bilanci dei consigli regionali si può fare già molto, e ce l'abbiamo alle porte, perché qua a dicembre dovrà essere votato. Grazie Andrea. Poni delle sollecitazioni interessanti, perché l'energia è materia concorrente tra Stato e Regione, e quindi tante delle competenze in realtà poi sono dei consigli regionali, e su questo insomma io credo che siamo chiamati in causa in prima persona. Tra l'altro la settimana scorsa è stata approvata la cosiddetta RED 3, la direttiva sulle rinnovabili, il terzo recast della direttiva, che però è secondo me un passaggio importantissimo. Il Parlamento ha sancito 42,5% di fonti rinnovabili al 2030, cioè che è domani, come minimo, con l'auspicio di arrivare al 45%. Siamo al 32% noi in Italia, quindi insomma c'è da fare degli investimenti importanti, e c'è da coinvolgere gli enti locali. Se penso all'altro decreto importante, tu citavi le comunità energetiche, ma c'è il tema delle aree idonee, per esempio, che è un altro dei temi pregnanti in cui serve una programmazione urbanistica, ambientale su scala regionale, su cui stiamo attendendo da più di 3 anni ormai i decreti. Sono girate tante bozze, ma sembra sempre il gioco dell'oca, torna al punto di partenza, perché manca questa visione, questa condivisione di quelli che sono le priorità e i passaggi. Allora la domanda che io ti porrei, Andrea, poi lasciamo magari anche agli altri, c'è anche il consigliere Marzio Favero, che saluto, non l'avevo visto, benvenuto. Quali le priorità secondo te nell'azione? Cioè la politica per l'ambiente oggi, settembre 2023, dal tuo punto di vista, dati per assodati, passaggi che sono stati fatti, che sono stati importantissimi, però adesso appunto dobbiamo muoverci. Quali vedi le azioni più urgenti per portare sul territorio quella che è un po' la politica che l'Europa sta indicando,
e lasciatemi dire, per fortuna c'è l'Europa, perché sennò saremo probabilmente ancora, diciamo così, sommersi dai combustibili fossili, laguna di Venezia compresa. Ma guarda Arturo, la transizione ecologica non sarà e non è una passeggiatina, è un campo fiorito in cui tutti saranno felici. Di questo noi dobbiamo avere consapevolezza, cioè la transizione ecologica è tanto necessaria quanto difficile e quindi c'è bisogno di una consapevolezza culturale e politica di questo, e c'è bisogno di una classe politica e istituzionale capace di perseguire questi obiettivi, con una capacità di fare squadra, con una capacità di andare oltre gli interessi di bottega, di piccolo cabotaggio. Di questo c'è assolutamente bisogno. La transizione ecologica sta in piedi, è come un tavolo. Questo tavolo ha 4 gambe, no? Bisogna che ce ne siano almeno 3 perché sennò precipita. E quindi bisogna lavorare sulle 3 sostenibilità. La sostenibilità ambientale, certamente, quello ormai è evidente, serve anche quella economica, perché tu non fai transizione se non crei i presupposti economici affinché questa venga compiuta. E poi serve quella sociale, perché la transizione ecologica costa socialmente, rende ricchi alcuni e più poveri altri, nel medio periodo e nel breve periodo. E di questo dobbiamo essere consapevoli, perché altrimenti facciamo finta di non vedere la difficoltà di questo percorso. Quando ho rappresentato il Parlamento italiano alla COP26 di Glasgow, io mi ricordo una sessione notturna in cui si discuteva sul cosiddetto phase out del carbone. Cioè significa far fuori il carbone in modo veloce. Il carbone è fonte di inquinamento tra le combustibili fossili il peggiore ed è assolutamente utilizzato. Il 60% della produzione energetica totale della Cina, che è il maggiore produttore di energia oggi al mondo, viene da carbone. Ma basta andare in Germania, basta andare in Polonia, in Ungheria e via dicendo. Bene, guardate che lì non era facile trovare equilibrio. Dobbiamo uscire dal carbone certamente e anche velocemente. Ma l'uscita dal carbone comporta che nel sud-est asiatico e in Australia si perdono decine di milioni di posti di lavoro. Allora, quando dico questo, non dico questo per sminuire la necessità della transizione, sto dicendo che dobbiamo avere la visione di quali sono veramente i problemi, anche per togliere l'alibi a coloro che strumentalmente si oppongono alla transizione necessaria, alimentando e non gestendo e sfruttando le paure dei territori. Ed è per questo che una delle politiche fondamentali all'interno del Next Generation EU sono tutti i progetti, diciamo, che vanno sulla sostenibilità sociale, il progetto SURE per esempio. Miliardi di euro per aiutare la transizione, per aiutare la trasformazione, dal punto di vista della produzione energetica, ma anche dal punto di vista delle produzioni industriali. Pensate per esempio a tutto il settore dell'automotive. E in particolare ormai non produciamo più auto italiane, questo è evidente, ma però siamo ancora, come dire, grandi produttori di tutto il comparto dei subprodotti, no? Della componentistica. Veneto moltissimo in alcuni settori, per l'automobile in senso proprio, per esempio tutto il distretto emiliano-romagnolo fondamentalmente. E beh, lì sono molto allarmati, per esempio, no? Dalla direttiva che poi è stata votata, dalla legge europea e via dicendo, sulla fine dell'endotermico entro il 2030. Allora noi dobbiamo sparare contro, noi dobbiamo capire i problemi, capire quali sono le paure e trovare le soluzioni. Capendo però quello che dicevo prima, e che la Corte Costituzionale e soprattutto la politica ha riconosciuto da tempo, cioè l'ambiente è il bene preordinato. Quando dicevo prima della sentenza del TAR, no? Che ha consentito in Campania appunto gli impianti fotovoltaici e eolici, il TAR è andato addirittura oltre, che poi è stata anche un po' un'argomentazione che ho usato anche in Senato, ma dicendo che non c'è solo dal punto di vista costituzionale il bilanciamento del diritto costituzionale della tutela, quindi della tutela del paesaggio e quello dell'ambiente, ma siccome l'ambiente appunto non è solamente patrimonio, come dire, monumento ambientale, ma è ecosistema all'interno del quale si sviluppa la specie umana e la vita sulla Terra, esso è preordinato. E arriva a dire la sentenza del TAR della Campania che se non c'è l'ambiente non c'è nemmeno il paesaggio. Faccio un esempio semplice, no? Questo l'ho detto anche a alcune associazioni ambientaliste che erano contro la riforma della Costituzione.
Ma scusate, voi avete il paesaggio 100%, ambiente nulla, perfetto. L'IPCC, di cui parlavo prima, stabilisce che se noi non interverremo da qua al 2100, il Mediterraneo crescerà di 70-80 centimetri. Immaginate Venezia. Allora non è un problema anche paesaggistico, o no? Allora noi dobbiamo superare gli approcci ideologici con la capacità appunto di visione e di visione, come dire, complessiva e di visione sistemica. Ultimo tema sulla tua domanda. Oggi i nostri giornali, telegiornali, riviste, cioè, sono pieni di... la notizia è che è un tema vero, l'immigrazione. Meloni parlerà, credo, stanotte e farà un discorso alle Nazioni Unite centrato fondamentalmente, se capisco bene, sull'immigrazione, sulla gestione dei flussi migratori. La Banca Mondiale aveva stabilito che entro il 2050 ci sarebbero stati a livello mondiale circa 200 milioni. Vi dico dati che stiamo organizzando all'interno del report dell'ASVIS, l'Alleanza del Sviluppo Sostenibile, che presenteremo a Roma tra qualche settimana, nel mese di ottobre, e stiamo studiando appunto le bozze preliminari. La Banca Mondiale aveva stabilito che alcuni anni fa che nel 2030 ci sarebbero stati a livello mondiale 200 milioni, 2050 200 milioni di immigrati, no? Di flussi, di quelli forzati, diciamo così, no? Bene, ha cambiato totalmente la stima e ha definito che nel 2030 ce ne saranno 700. Ora, il primo motivo di questa immigrazione, lo dice la conferenza di Nairobi delle Nazioni Unite, è la siccità, la carenza d'acqua dovuta ai cambiamenti climatici. L'Africa nel 1950 aveva 250 milioni di abitanti. Nel 2050 farà per 10, avrà 2 miliardi e mezzo di abitanti. Allora, quando giustamente il governo italiano dice, una parte del governo italiano, dobbiamo trovare una soluzione strutturale in Africa, dice una cosa vera, ma non può essere uno spot. Stiamo parlando di questioni ingestibili che ci supereranno qualsiasi tipo di barriera uno possa immaginare. Dobbiamo andare alla radice e la radice si affronta all'interno dei temi di cui stiamo parlando adesso. Oh, grazie di queste sollecitazioni, Andrea, molto condivisibili. La soluzione è individuare tecnologie che siano per tutti, questo è veramente importantissimo, io lo sento. E su questo parlavi del carbone australiano. Io avevo un dottorando indiano che era venuto a fare il dottorato qui e mi aveva parlato del programma del governo indiano che era di sostituire le centrali a carbone che doveva fare imprese australiane con carbone australiano per alimentare. Ci sono ancora più di 200 milioni di persone senza energia elettrica in India. E l'idea era fare le centrali a carbone e poi portare l'energia. Poi il governo ha deciso di cambiare strategia e di partire invece dalla elettrificazione dei singoli villaggi e poi integrarli e fare la rete successivamente, basandosi sul fotovoltaico. Lui quindi tornava in India perché dice ci sono delle opportunità di impresa molto interessanti, il mio compagno di scuola ha messo su l'azienda, io vado a lavorare con lui, guadagno un sacco di soldi, adesso spero sia ricco, non l'ho più sentito. Però è proprio stato questo, no? Questa trasformazione di modello industriale legato al settore dell'energia che però è interessante. Non lavorano più, diciamo così, coloro che gestivano il carbone, però lavorano coloro che montano gli impianti fotovoltaici e fanno l'impiantistica su scala locale. Quindi c'è proprio una sostituzione che però, io ho visto alcuni numeri che dal punto di vista netto non c'è una perdita di posti di lavoro, c'è una trasformazione. È chiaro che chi spala il carbone non lo fa più, ma ci sarà appunto chi monta gli impianti fotovoltaici. Quindi il mondo dell'economia e della finanza è molto più avanti. Cioè BlackRock, che è il più grande investitore istituzionale a livello mondiale, è noto ormai, queste notizie sanno quasi tutti, che l'amministratore delegato alcuni anni fa ha stabilito che in tutti gli investimenti in giro per il mondo dovessero essere solamente su aziende green, cioè che rispettavano appunto il modello SG e via dicendo. Ma perché? Perché quello è remunerativo, ormai è evidente che è così.
Le aziende, il mondo della finanza sostenibile, ma anche dell'economia, del manufatturiero, si sta orientando sempre di più lì. Cioè la transizione è conveniente se fatta bene e sostenuta politicamente e istituzionalmente. Cioè non solamente è l'unica strada per creare un sistema nel quale noi possiamo vivere e sopravvivere, ma è anche conveniente. Io sostengo, e questa è una delle tesi di fondo di questo libro, che la transizione è lo strumento per creare benessere, prosperità. Mi spiego? Per star bene, per creare posti di lavoro. C'è bisogno della transizione anche nel lavoro, naturalmente, che non è appunto una passeggiata, come dicevo prima, ma il delta tra posti di lavoro perduti, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, può essere un delta positivo, dipende come lo gestiamo ed è nelle nostre mani. Andrea? No, io direi Ah no, ecco, lasciamo, sì, assolutamente, se c'è qualche domanda è benvenuta. Se no. No, allora approfitto io. I passaggi che sono stati, appunto, che ci hai raccontato sono importanti. C'è stato un'interazione a livello internazionale in questo percorso o no? E ti chiedo questo perché credo che sia interessante capire quanto la politica nostra sia allineata con quella degli altri paesi. Per me è importante questa cosa, perché qualche volta si dice sì, però l'Europa sono l'8% delle emissioni globali, che serve che noi anche le dimezziamo, si abbassa del 4% le emissioni. No, secondo me è importantissimo, perché invece c'è tutto un tema di leadership tecnologica su cui noi non possiamo rimanere indietro, e questo è il tema che poi ha portato la Cina ad essere leader in tanti settori della transizione, perché si è mossa prima, certo, in modo, diciamo così, un po' dirigista, che è difficilmente condivisibile, però che li porta adesso a raccogliere i risultati. Quindi ecco, se c'è stati dei passaggi a livello internazionale, questa è la mia domanda. Ma sì, questo dato che tu adesso hai detto è molto utilizzato, no? Cioè appunto l'Europa, l'Unione Europea con i 27 paesi inquina solo per l'8%. Sì, l'Europa è anche il 6-7% della popolazione mondiale, quindi siamo ad oggi esattamente in media con l'inquinamento, diciamo, di flusso. Se invece noi dovessimo andare a vedere lo stock, cioè la presenza in atmosfera di gas climalteranti, che non è che spariscono dalla mattina alla sera, no, rimangono decenni e via dicendo, e centinaia di anni e via dicendo, quelli li abbiamo prodotti tutti noi. Cioè l'Occidente ha prodotto più del 90% di tutto quello che ci respiriamo dalla mattina alla sera, per essere chiari. Quindi Occidente, Stati Uniti, Occidente, Europa. E quindi abbiamo una responsabilità. Quando il Papa dice e sostiene che i soldi da dare ai paesi in via di sviluppo per una equa transizione non sono una gentile concessione, ma sono un riconoscimento di un dovuto, lo dice perché dice c'è un debito climatico che avete nei loro confronti. Cioè li avete inquinati voi, non è che sono inquinati da soli. E quindi dovete aiutarli a trovare una forma di sviluppo che sia equa. E questo è un passaggio, diciamo, fondamentale. Dopodiché, se volessimo ancora fare un'analisi più puntuale sui dati, vedremo che invece, parametrando anche il flusso, cioè l'inquinamento di ogni giorno che noi produciamo sugli abitanti, l'Occidente è ancora al primo posto, prima ancora della Cina. Gli Stati Uniti in particolare, poi c'è la Russia, poi c'è l'Unione Europea, poi c'è la Cina. E quindi questa, diciamo, è la fotografia dell'esistente. E sul dato comparato, sì, nello studio della Costituzione naturalmente noi abbiamo fatto tutto uno studio di analisi comparata costituzionale. Beh, siamo arrivati quasi ultimi, diciamo, a livello nazionale, perché le democrazie più mature a livello europeo avevano già fatto delle riforme costituzionali in questa direzione. Per esempio la Germania già molti anni fa, e tra l'altro c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale tedesca l'anno scorso veramente interessante relativamente al Fit to 55, cioè la necessità, anzi l'obbligo da parte dei Paesi membri dell'Unione Europea di diminuire le emissioni climalteranti del 55% entro il 2030.
La Corte Costituzionale tedesca ha stabilito che in virtù della riforma costituzionale che avevano fatto simile alla nostra, il 55% non era necessario, non era sufficiente, ma si sarebbe dovuto intervenire immediatamente a livello parlamentare e governativo per aumentare il taglio al 65%. Perché nella Costituzione era stato inserito il fatto che si doveva guardare alle future generazioni e quindi non era possibile continuare a scaricare sulle future generazioni l'incapacità di oggi di decidere. E questo avverrà anche nel nostro paese. La Francia ha già fatto una riforma costituzionale e ne sta predispondendo un'altra in questa direzione. È interessante vedere che, per esempio, il tema dell'ambiente generalmente, poi naturalmente presentato in maniera molto diversificata, è presente in tutte le costituzioni dell'est europeo, cioè i paesi che sono diventati democratici ultimamente, dopo la caduta del muro di Berlino, hanno quasi tutti già inserito nel loro patto costituzionale appunto il tema dell'ambiente, naturalmente molto, molto diversificato. Tu citavi il tema degli animali, che so essere a te carissimo. Lì è stato difficile perché noi dovevamo conciliare due posizioni, che sono, una è quella di cui parlavi tu, no? Il Trattato di Lisbona, cioè la Costituzione europea, in cui c'è scritto che, appunto, che gli animali sono esseri senzienti, cioè non è che vanno platto. Dall'altra parte c'è il Codice Civile Italiano del 1942, che stabilisce che gli animali sono una cosa di cui la persona può disporre. È chiaro che tra queste due posizioni trovare un equilibrio non era facilissimo e quindi abbiamo trovato quella riserva di legge statale, si dice, che ci ha consentito appunto di non bloccare il passaggio, perché guardate che su quel tema lì stava esplodendo tutto. Cioè ormai il tavolo era chiuso ed eravamo quasi veramente nella condizione di non trovare l'equilibrio. Abbiamo cesellato le parole anche molto su quel passaggio perché era necessario, e quindi quando parlavo di piccolo passo indietro di qualcuno per far fare un passo avanti di tutti, parlavo esattamente di questa modalità. Devo anche dire che è l'unico modo possibile, cioè adesso qui siamo a livello istituzionale, no? Siamo in un consiglio, nella sede istituzionale del Consiglio regionale, è l'unico modo per lavorare. Io trovo un imbarberimento nella politica nazionale, in cui ognuno si sta rifugiando nella sua casamatta, nella sua casetta, senza nessuna capacità di dialogo, di relazione. Cioè io penso, sogno, ma un mondo, ma così sono nato anche quando ho iniziato a fare politica, in cui c'è scambio, c'è confronto, in cui per esempio i miei appuntamenti pubblici chiamo esponenti non solo vicini a me culturalmente, ma anche opposti, proprio per dialogare, per confrontarci e via dicendo, e questo ancora di più a livello istituzionale. Ecco, io credo che diciamo la chiave di volta della riforma della Costituzione che siamo riusciti a portare a casa, nessuno ci credeva quando abbiamo iniziato il percorso, è stata esattamente questa, cioè un salto culturale che io credo sia assolutamente essenziale anche nei nostri territori. Sì, grazie. Hai proprio illustrato bene questo passaggio da una realtà egocentrica in cui l'io, tradizione peraltro che viene dalla Grecia classica, no? È l'individuo, è l'uomo come centro, a una visione ecocentrica in cui l'uomo è parte di un ambiente e quindi l'animale non è più una cosa di cui disporre, ma è una cosa che fa parte dell'ambiente, che va rispettata. Questo passaggio secondo me è fondamentale, ma è estremamente lento. Cioè il prendere consapevolezza che non siamo noi che disponiamo del resto, ma noi siamo parte di un ambiente che è complicato, con delle interazioni. Tra l'altro ci sono degli studi molto belli sul funzionamento della cellula, per esempio, che la cellula in sé non esiste, come l'individuo in sé non esiste, è una serie di interazioni. E quindi dobbiamo avere rispetto delle interazioni, che sia con l'animale, che sia con la pianta, che sia con tutto quello che ci sta intorno. Ed è un passaggio interessante, ci abbiamo messo qualche migliaio di anni, però forse sì, in qualche passaggio in avanti lo facciamo. Andrea. Sì, penso che sia una discussione veramente molto, molto interessante, che meriterebbe approfondimenti, che va a toccare molte sfere anche del vivere quotidiano, perché poi quello che ci viene chiesto oggi è cambiare anche determinate abitudini, ragionare su scala globale. Si fa sempre fatica, no? Avete sentito anche i detrattori della transizione
energetica fanno riferimento sempre ma l'Europa rappresenta una percentuale molto limitata e quindi sono sfide veramente epocali. Io sentivo prima Andrea che citava Laudato Si, io credo che anche Laudato Si dovrebbe essere preso da riferimento come quasi un codice etico, perché è stata veramente una novità quella dove la Chiesa interviene in una maniera così chiara e anche severa, direi, con quell'enciclica. Adesso sappiamo che Papa Francesco farà un ulteriore approfondimento e quindi alla fine credo che il ruolo di ciascuno di noi, nelle istituzioni sicuramente, ma anche ciascuno dei cittadini, sia veramente molto importante. Il problema che manca è la consapevolezza fino in fondo. La consapevolezza di ciò che sta accadendo, di quello che è necessario fare per uscire da questa crisi veramente molto importante. I dati sulle migrazioni che citava adesso Andrea veramente sono noti da moltissimi anni. Io ricordo quando in Parlamento europeo ci focalizzammo sugli effetti dei cambiamenti climatici, vi parlo di 10 anni fa, questi erano numeri già chiari, quindi non è una novità che adesso arrivino decine di barconi ogni giorno. I numeri erano scritti, si sapeva e purtroppo con l'avanzamento dei cambiamenti climatici si aumenteranno. Avete sentito, le nuove proiezioni sono superiori, quindi io seguendo la biodiversità ad esempio c'è un indice che sta spaventando tutti coloro che si occupano di biodiversità, di fauna selvatica, che è quello del deserto del Sahara, che ogni anno aumenta di chilometri e chilometri. Siamo come europei destinati a non poter un giorno vedere più determinate specie molto diffuse di uccelli, ad esempio, che ogni anno migrano, sono migratori transahariani, attraversano il Mediterraneo, attraversano il Sahara. Perché? Perché attraversare il Sahara è diventato sempre più problematico. Non c'è acqua, non c'è da mangiare e aumentando di anno in anno determinate popolazioni veramente stanno scomparendo. Quindi degli effetti misurabili che conosciamo da anni, ma relativamente alle soluzioni non sono stati considerati a dovere. Ecco perché è importante leggere anche questo libro e essere consapevoli. Naturalmente la cosa ancora migliore sarebbe che questa consapevolezza diventasse di dominio pubblico. Uno degli ostacoli, a mio avviso, della transizione ecologica e energetica è anche questa, la consapevolezza dei più, il banalizzare, e avere chi invece di affrontare con buon senso, con responsabilità queste tematiche, butta benzina sul fuoco, fa confusione, mette elementi veri assieme a delle mostruosità, seminando nell'opinione pubblica un clima che va contro gli interessi dei cittadini, soprattutto delle future generazioni. Grazie. No, io chiederei ad Erika Baldin se vuoi intervenire. Aspetta che ti ho il microfono. Ci tengo a ringraziarvi per queste riflessioni. Quello che stavo pensando mentre vi ascoltavo era noi parliamo qui di macro ragionamenti, quindi una dimensione che va oltre il locale. Forse partendo invece da esempi molto concreti, molto vicini al singolo cittadino, potremo essere anche più incisivi e vi faccio solamente un esempio. Qui siamo completamente immersi nella pianura padana e quindi nell'area più inquinata, si dice anche d'Europa, non solo la pianura padana, ma se ragioniamo anche di zona vicino all'Ilva di Taranto, siamo nella medesima situazione. La questione molto semplice che potremmo far capire ai cittadini, far arrivare ai cittadini, e credo che il nostro compito di rappresentanti di questi sia essenzialmente questo, ovvero dare la possibilità a chi studia fenomeni locali come quelli dell'inquinamento di alcune fabbriche, industrie, eccetera, possa essere diciamo, messo in risalto e quindi fatto conoscere ai più. Un esempio su tutti, è stato fatto di recente uno studio sulle uova, che è stato presentato anche
ultimamente qui in Consiglio regionale, da parte di un'associazione che si è autofinanziata, un'associazione fatta da persone qui del territorio del Veneziano, per cui questo studio dimostra che queste uova prelevate da diciamo allevamenti, non proprio allevamenti ma da case insomma del territorio veneziano vicino a Porto Marghera, ma possiamo parlare anche di territorio vicino a Mira, insomma Riviera del Brenta, contenevano delle sostanze tossiche, mi pare principalmente la diossina, per cui se mangi più di 2 uova, anzi se mangi semplicemente 2 uova nell'arco di una settimana, hai già superato i livelli di tossicità di diossina che il tuo organismo può sopportare. Quindi il ragionamento che facevo io è, legando la parola ambiente con il concetto più grande di salute dei cittadini, forse possiamo arrivare all'obiettivo che noi vogliamo prefiggerci, quindi non ragionando di macrosistemi, ma più localmente parlando riusciamo ad arrivare a quello che il cittadino può percepire, perché forse più dell'ambiente il cittadino comune ci tiene alla propria salute che in questo periodo storico è assolutamente in difficoltà per gli più vari motivi, tant'è che anche oggi sui giornali c'è chi parla di un sistema misto, quindi un sistema che più che pubblico di sanità pubblica si sta dirigendo verso un sistema di sanità privatizzata, e quindi insomma i ragionamenti da fare attorno all'ambiente sono anche questi. Ecco, teniamo in considerazione questo aspetto per arrivare più magari non solo alla pancia ma anche alla mente del cittadino, che sicuramente insomma in questo periodo negli ultimi anni avrà visto parecchie persone avere delle difficoltà insomma, o morire per questioni legate all'inquinamento. Se posso su questo interloquire velocemente. Il macro e il micro stanno insieme, su questo è di ogni evidenza. Noi ci siamo soffermati sull'articolo 9. In questa riforma della Costituzione abbiamo cambiato anche l'articolo 41 e abbiamo inserito esattamente la tutela della salute. L'articolo 41, che non era mai stato toccato nella storia della Repubblica, è quello delle libertà economiche, no? In particolare della libertà dell'iniziativa economica privata, che viene riconosciuta a livello costituzionale, ci mancherebbe. Ma già i padri costituenti l'avevano avevano sovraordinato alcune questioni, cioè non è un diritto assoluto. Per esempio, i padri costituenti scrivevano nel testo originario che la libertà economica è libera, ma non può svolgersi in contrasto alla sicurezza e alla dignità delle persone. Noi abbiamo aggiunto non può svolgersi in contrasto alla salute e all'ambiente. Guardate, su questo ho fatto una battaglia, anche perché da Veneto ho ben presente Porto Marghera, poi figurati, ma anche i PFAS per esempio, che è un capitolo del libro esattamente su queste cose qua. Io sono stato relatore della legge nazionale per porre un limite ai PFAS, che non è passata perché poi la caduta del governo Draghi ha bloccato un processo che era quasi in conclusione. Lì abbiamo nel cuore del Veneto, tu lo sai benissimo, quello che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite ha definito essere il più grande inquinamento, il più grande disastro ambientale d'Europa. 300.000 famiglie, persone almeno contaminate. Una delle più grandi falde acquifere d'Europa, grande come il lago di Garda. Tanto che adesso è in costruzione appunto una condotta che va a prendere l'acqua dall'Adige per portarla lì, anche per l'agricoltura dell'allevamento. Costa 70-80 milioni di soldi pubblici, non so se mi spiego, nostri. Mentre la Miteni, cioè l'azienda che ha fatto quel disastro, ha definito immediatamente, naturalmente il fallimento no, perché ovviamente tanto che il processo in corso a Vicenza è in corso per disastro ambientale, avvelenamento, ma anche per questioni appunto patrimoniali, via dicendo, perché è evidente era il modo per sfuggire alla richiesta di danni di ogni tipo. E poi hanno venduto addirittura, hanno venduto i macchinari, dove? Li hanno venduti all'India, a un'azienda che si chiama Viva Life, Viva la Vita. Cioè è successo, sta succedendo tra noi e l'India quello che era successo tra gli Stati Uniti e noi, perché l'avvocato, come sicuramente molti di noi saprete, insomma, di un mese e mezzo fa,
Billot, quello che aveva aperto la causa. Bene, questo non lo sapevo. Bene, lui ha detto proprio durante il dibattito, quindi dato assolutamente pubblico, che lui è testimone del fatto che mentre negli Stati Uniti, siccome la Commissione federale per l'ambiente ha iniziato a stringere la cinghia, tenete conto che i PFAS erano inseriti nel discorso di insediamento di Biden, e che ha messo a capo dell'Agenzia federale per l'ambiente quello che aveva fatto la guerra contro i PFAS, di cui parla Billot e di cui parla quel film che invito tutti a vedere, che si chiama Cattive Acque, che nasce esattamente dall'inchiesta del New York Times Magazine, che poi diventa il film e racconta esattamente quella cosa lì. Bene, per chiudere, Billot racconta che nel momento in cui la DuPont, che era la produttrice, no, era la DuPont, giusto? Sì. Che era la produttrice utilizzatrice di PFAS, non utilizzatrice negli Stati Uniti, chiama la 3M e la Miteni, che erano i produttori. La 3M dice: io non li produco più, e la Miteni si mette invece a disposizione per aumentare la produzione. Questo lo dice Billot durante il dibattimento, okay? Durante la sua dichiarazione come testimone. Cioè, abbiamo fatto questo in Veneto, non so se mi spiego, no? Va bene, allora è il caso di dare una svolta, è il caso di vedere modelli di crescita che mettano insieme la crescita economica con appunto la salute, la qualità nostra e dei nostri figli, ed è esattamente il più grande impegno che ognuno di noi deve assumersi. Grazie. Grazie Andrea. Io credo il nostro tempo sia esaurito. Vedo un segno di assenso dal fondo, grazie. Se ci sono altre domande, però credo insomma Andrea sia qui e quindi lo si può avvicinare, non per chi è da remoto, ma per chi è presente qui in sala. Quindi grazie Andrea, davvero, grazie dell'impegno che stai mettendo, che hai messo dentro il Parlamento, che stai mettendo anche adesso. E io credo sia veramente importante, soprattutto lavorare insieme a tutti i livelli. Ci deve essere un coordinamento da ciò che si fa nei comuni, ciò che si fa in regione, ciò che si fa a livello nazionale e ciò che si fa a livello internazionale. Io torno a dire, per fortuna abbiamo un'Unione Europea che ancora dà delle indicazioni forti, che ascolta la scienza e che non ascolta l'antiscienza, come qualche volta insomma localmente si vede fare in modo molto preoccupante. Grazie e spero che ti abbiamo ancora ospite prossimamente per discutere qualche atto concreto che questo Consiglio può mettere in atto nella direzione da te auspicata.